Slurp. In un paese molto molto lontano, in una foresta molto molto profonda, viveva un formichiere. Tutti lo chiamavano Tamanoir. Aveva una lingua molto molto lunga e molto molto bavosa e veramente appiccicosa. Con quella lingua Tamanoir mangiava le formiche, tante tante formiche, e faceva... E ogni colpo di lingua ingoiava tante formiche quanti chicchi di riso si possono mettere in un grande piatto. Un giorno Tamanoir mangiava proprio sotto al becco di un tucano. Uè, cos'è questo terribile rumore? Oh, non è niente, sono solo io che mangio. Cosa? Ma non è per niente il rumore che si deve fare mangiando. Uè, Allora il tucano staccò una bacca con la punta del suo becco lungo lungo, la lanciò sopra la sua testa, spalancò il becco e lei ricadde dritta nella sua gola. ecco, questo è il rumore che si deve fare mangiando. Uè, Tamanoir se ne andò a mangiare un po' più in là. Una scimmia si dondolava da un ramo all'altro quando uno strano rumore attirò la sua attenzione. cos'è questo spaventoso rumore? Oh, non è niente, sono solo io che mangio. Cosa? Ma non è per niente il rumore che si deve fare mangiando. Allora la scimmia staccò un frutto ben maturo, lo morse nel mezzo e risucchiò. È così che si deve mangiare e se si vuole fare il rumore giusto, così. Stupito di aver ricevuto 2 volte lo stesso rimprovero, il formichiere sparì nella foresta. Uno strano tronco galleggiava sul fiume quando fu disturbato da uno strano rumore. Ma allora, chi disturba la mia siesta con questo fastidiosissimo rumore? Oh, mi dispiace, signor coccodrillo, sono solo io che mangio. Ma non è per niente il rumore che si deve fare mangiando. Quash! Ecco il rumore che si deve fare mangiando. Oh, 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 oh. Tamanoir non sapeva più cosa fare. Ovunque andasse, c'era sempre qualcuno pronto a criticarlo. Chiamò quindi Madre Natura, che aveva creato tutti gli animali della foresta. Perché mi hai chiamata? Voglio poter masticare silenziosamente, perché tutti criticano il rumore che faccio mentre mangio. Sai, ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare. La cosa migliore è non ascoltare gli altri. Ma io voglio davvero cambiare. Allora dimmi, come posso aiutarti? È la mia lingua lunga e appiccicosa che fa rumore mentre mangio. Voglio una lingua normale. Molto bene. E in un baleno Madre Natura trasformò la lingua di Tamanoir in una lingua normale, né troppo lunga né troppo corta, e molto molto scivolosa. Mi servirebbero delle mani al posto degli artigli, perché senza la mia lingua non posso più catturare le formiche. E in un batter di ciglia Tamanoir ebbe 2 mani con 5 dita ballerine. E poi il mio naso è troppo lungo, così lungo che sbatto sempre contro tutto. Se potessi avere un naso più corto. Come desideri, d'accordo. Quando Madre Natura ebbe finito il suo lavoro, Tamanoir era diventato un bambino perfetto.
Felice Tamanoir si mise in cerca di un formicaio, si accovacciò e afferrò un grosso pugno di formiche, le divorò tutte e fece niente di niente. Tamanoir era veramente contento della sua trasformazione, non faceva più nessun rumore mangiando. Proprio in quel momento passò di lì una bambina. Tu mangi le formiche? Oh, è veramente disgustoso! Uffa!